medicina. Então, os povos Guarani se encontravam nesse cammino. Quindi c'era un cammino per Abiru, chiamato così, c'è questo ricercatore che sta facendo appunto delle ricerche, che ha fatto delle ricerche e ha trovato questo cammino, e in questo cammino i Guarani e altre tribù di tutto il Brasile si incontravano per scambiare sementi e tanto altro. Então, esse caminho eles faziam tipo, um caminho de conhecimento, caminho de buscar visões, se encontrar com o objetivo para poder estar compartilhando esse conhecimento, essa tradição. Quindi era un cammino che era una ricerca di una visione e una ricerca anche di condividere le varie esperienze. Então, esse caminho que é do Peabiru, que é contado no Brasil, porque esse caminho veio de todos os estados de Brasil até Bolívia, Peru. Questo cammino Peabiru è un cammino che passa attraverso tutti gli stati del Brasile fino al Perù. Então, nesse caminho era muito, se encontrava muito para poder estar sempre compartilhando. Quindi si incontravano spesso per poter condividere. Porque o povo Guarani vivia muito no litoral, na beira do mar. Perché il popolo Guarani viveva nel litorale, sulle spiagge, nell'area della Mata Atlantica brasiliana, che va da São Paulo e onde? São Paulo, Rio, Bahia. Todos esses. Tutta la Mata Atlantica brasiliana, quindi da Bahia, Rio, São Paulo, loro vivevano lì. Então isso porque nós, povo Guarani, a gente era mais de pesca e alguns animais da mata, né? Então, loro vivevano di pesca, soprattutto di pesca e di alcuni animali della foresta. Contando na real mesmo, o povo Guarani não comia muita carne. In realtà il popolo Guarani non mangiava molta carne. Era mais pesca. Era più pesce che carne. Peixe. Tipo aquele ostra. E pescino? Aragoste, ostriche. Todos esse era o alimento do povo Guarani. Quindi i crostacei erano l'alimento del popolo Guarani. Porque os animais para o Guarani é muito sagrado. Para poder a gente matar um animal, uma caça, era um rezo que a gente sempre faz para poder que esse animal é para se doar para a comunidade, né? Para a gente se alimentar. Então era muito difícil a gente matar alguns animais, né? Per i Guarani gli animali sono molto sacri e quindi era molto difficile per loro uccidere un animale, andare a cacciare un animale. Questo quando accadeva attraverso una preghiera particolare che era come un'offerta per il sacrificio fatto dall'animale. Tanto é que quando a gente mata um animal da floresta, a gente reparte, compartilha com toda a família. Sì, quando accade che venga cacciato un animale, ucciso un animale in foresta, questo animale viene condiviso con tutta la famiglia. E la famiglia non è solo marito, moglie e figli, è proprio tutta l'aldeia. Então é assim que a gente vive há muito tempo atrás. Hoje, eu acho que todo o povo indígena, a gente tem uma brincadeira, né? Bom, agora eu vou caçar. Eu vou caçar para a cidade. Então, na verdade, vai para comprar uma carne no mercado.
A Ronaldo fa sempre così, se fosse passato un mercato. C'è questo, come dire, gioco, no? Come un modo di dire scherzoso, che vanno a cacciare in città, che significa che vanno a comprare la carne dal macellaio in città. Essa é a vida que agora estamos sobrevivendo, né? Dois mundos differenti. Quella vita che stanno vivendo adesso, che è come un modo di sopravvivere in due mondi differenti. Un mondo tradizionale e un mondo da modernità. Il mondo tradizionale è il mondo della città. Agora acontece que nas aldeias o cacique ou a liderança está ajudando os mais jovens a encontrar de novo a própria cultura. Sim, sim. Hoje a gente está fazendo tudo isso para poder voltar, não perder. Porque hoje a gente tem dois mundos, tem a cidade e a floresta, né? Então a gente precisa de cidade nesse mundo agora, né? Nesse tempo. Época. Então a gente procura a cidade e a comunidade. Para não perder essa tradição, a gente tá ali focado na comunidade, na floresta. E na cidade a gente procura. Hoje tem muitos indígenas que estudam na universidade, são advogados, tem vários, né? Então, essa é uma defesa que a gente está procurando. Quindi ultimamente stanno cercando di armonizzare i due mondi, il mondo culturale, tradizionale e il mondo cosiddetto della città, della modernità, in modo che possano convivere però senza perdere la tradizione e si stanno attivando per far sì che questo non accada. Quindi danno insegnamenti, passano gli insegnamenti antichi, ma nello stesso tempo mandano i giovani a studiare nelle università, nelle scuole, per diventare avvocati, per diventare medici, in modo tale che poi tutto ciò possa servire alla comunità, perché anche le comunità hanno bisogno della modernità della città, delle città, ma senza perdere i contenuti tradizionali, culturali. Então isso que a gente está vivendo hoje. Questo è quello che loro, i Guarani, vivono oggi. Mas não perdendo a nossa cultura. Ma senza perdere la propria cultura. Então como é que faz a não perder, nunca perder? Que atividade a gente faz na aldeia? Para jovem, para adolescente, para... Na cultura, no Guarani principalmente, a gente foca mais na casa de reza, algumas atividades que isso faz na comunidade. Então tem esse... Hoje tem, como é que é? Semana cultural, né? Então tem todos esses artefatos que as crianças vão fazendo a sua arco e flecha, artesanato, então ali vai si praticando di volta. Quindi loro, per mantenere attive queste tradizioni e trasmetterle ai giovani, all'interno delle aldee usano questi luoghi di incontro, di preghiera, ma organizzano le settimane culturali e in queste settimane culturali imparano appunto ad attivare le vecchie tradizioni di artigianato, di costruzione di archi, frecce e l'artigianato locale che è mais, come si dice, oggetto di cucina. Sim,
arte culinária. Né? Quindi arte culinaria, vasellame também, o i cesti tipici loro guarani. Quindi vengono insegnate tutte queste attività. Quantos mais ou menos são os guaranis no Brasil ou em outro lugar? Porque eu acho que o guarani seja também no Argentina. Quanto mais ou menos é o guarani? Olha, juntando todo o povo guarani no Brasil, é um dos maiores povos do Brasil. Mas vai repetir porque estava falando comigo, por favor. Porque juntando todo o povo guarani... Cioè, riunendo tutte le popolazioni guarani... Como se um exemplo, né? Colocar num local, num lugar... Quindi un esempio, mettendole dentro un luogo, cioè... È un povo maior povo do Brasil. È il più grande, è il popolo maggiore del Brasile. Porque o povo guarani tem no Brasil, na Argentina, no Paraguai, que é muito mais, e no Uruguai, algum pouco no Chile e na Bolívia. Quindi sono diffusi in tutti questi luoghi, soprattutto no Paraguay o Uruguay? Uruguay, Paraguay, Argentina, eccetera, eccetera. Non sono solo localizzati nell'area del Brasile. Os mais velhos agora que estão entendendo, né, que hoje está dividido, né? Na mente deles, eles pensam ainda que é livre, né? Não tem território nenhum. Né? I più vecchi nella loro mente pensano che sono liberi, che non c'è nessun territorio, non ci sono confini, non c'è niente. Ma na verdade não é assim. Não é assim. Ma nella realtà non è così. Então é isso que os mais velhos agora estão entendendo, né? Que tem que estar no local, tem que estar numa aldeia. Né? Quindi i più vecchi adesso cominciano a capire che devono stare in un luogo, che devono stare in un'aldeia, che hanno dei limiti, dei confini. Isso há 30 anos atrás, os mais velhos andavam, ficava 2 anos no lugar, depois 2 anos no outro. Então esse era cultural, tipo um nômade, né? E caminhava, mas só que no momento que teve esse tudo limitado, né? Território, aqui é estado, aqui é do vizinho, né? Aí tiveram muita briga com isso. Ancora fino a 30 anni fa i più vecchi, i guarani in genere abbastanza nomadi, si muovevano e passavano di territorio in territorio, di aldeia in aldeia, portando le varie attività culturali e non si facevano problemi perché per loro era tutto loro. E purtroppo appunto poi sono iniziati ad esserci dei limiti concreti, limiti territoriali, limiti di aldeia, limiti di stati e ci sono state diverse battaglie, insomma, diverse difficoltà per poter accettare tutto questo e convivere con questa realtà che non apparteneva a loro. Che há muito tempo atrás e os Guarani tinham um costume no Guarani ficar no local 2 anos cultivando, depois mudar para outro lugar, ficar 2 anos. Quando faz toda essa volta, o lugar que teve aqui já cresceu a floresta di nuovo. Loro avevano questa abitudine, no? Di spostarsi in un luogo, rimanerci 2 anni
portare cultura e apprendere dall'altra cultura, poi spostarsi di nuovo altri 2 anni, facevano tutto questo giro per tornare nel posto di origine da dove erano partiti e già la foresta si era presa tutto. Então essa era na verdade é para poder não destruir a floresta. In verità tutto ciò nasceva per far sì che non venisse distrutta la foresta e il territorio, no? Quindi lo sfruttamento non era il loro costume, lo sfruttamento della foresta. Então, essa era a vida do povo Guarani antigamente. Questa era la vita del popolo Guarani anticamente. Anticamente? Desde? Quando? Muito tempo atrás, 200 anos atrás. 200 anni fa. Então, porque o primeiro povo que sofreu na invasão foi o povo Guarani. Il primo popolo che soffrì durante l'invasione dei portoghesi furono proprio i Guarani. Porque os Guarani viviam muito na beira do mar. Perché i Guarani erano dislocati nelle rive del mare. Então era o primeiro compacto foi diretamente com o povo Guarani. Quindi il primo impatto è stato proprio incontrarono le popolazioni Guarani. E mesmo assim, com toda essa invasão, o povo Guarani não perdeu o costume, a tradição. Ma nonostante ciò, nonostante quello che accadde, il popolo Guarani non perse mai la sua tradizione, i loro costumi. Foi convertido ao cristianesimo ou não? Algumas, mas não totalmente. Por isso que o povo Guarani são muito espertos. E são muito inteligentes também. Somos muito gente boa, somos de paz. A gente non brigava, enfrentava. Quindi il popolo Guarani, perché gli ho chiesto se molti si sono dovuti convertire al cristianesimo, cattolicesimo, e ha detto che qualcuno sì, ma molti no, che loro sono un popolo di pace, un popolo appunto che ha cercato di rimanere integro. Vieni qua. Esse era o povo Guarani que Vieni qua. são espertos, que eu falo de uma maneira assim, você finge que tá dentro, mas não tá dentro. Tipo, Il popolo Guarani lui lo considera un popolo molto esperto. Puoi spiegare di nuovo perché? Perché porque tem um momento que, como cristianismo, um exemplo, né? Vem pra cá que a gente vai, que a cultura de vocês não serve, porque é diabólico, não sei mais o que. Os povos Guarani fingem que tá acreditando nessas pessoas. Né? Mas na verdade não é isso, para não morrer também. Ecco, il popolo Guarani lui dice molto esperto e ha un grande istinto di preservazione, perché nel momento in cui gli invasori, i cattolici, i cristiani dicevano, fa un esempio, no? Vieni qua perché questa è la verità, nel tuo popolo tutto è diabolico. I Guarani fingevano di accreditare, di dire ok, va bene, ma in realtà no. Por isso que não perderam o costume até hoje. Per questo che loro non hanno mai perso i loro costumi da allora fino ad oggi e non sono entrati in guerra perché c'era questo atto diplomatico, no? Sì, va bene, hai ragione. E muito povo foi extinto, terminado, porque eles enfrentavam muito os portoghesi, os espanholi. Molti invece popoli, molte tribù furono sterminate, sono scomparse perché lottavano molto contro l'invasore, cioè per sopravvivere lottavano, quindi era una guerra dentro una guerra, per cui sono scomparsi proprio dal Brasile. Então isso
o povo Guarani foi muito esperto para isso também, que muitos fugiram no meio dos matos, né? E tanto è che teve até no Bolívia, né? Então foi Quindi fugindo. loro sono molto, il popolo guarani è molto esperto perché quando arrivarono gli invasori loro riuscirono, si rifugiarono dalle spiagge, salirono nella mata atlantica, nelle colline e si spostarono anche in Bolivia, per quello che li troviamo sparsi un po' in tutti gli altri continenti. Sim, tanto é que até no Amazonas também tem 3 ou 4 grupos Guarani que tem um Zoé, tem outros que eu me esqueci o nome, que são 4 povos Guarani que fugiram do litoral para Amazonas, para mais. Ci sono 4 popoli guarani dei quali adesso non si ricorda bene i nomi, che sono scappati dal litorale, fuggiti dal litorale e sono riusciti a giungere fino all'Amazzonia e ancora vivono in quell'area amazzonica. Então isso tem muita história do povo Guarani que foi assim, entrando no outro grupo também, né? Com as outras etnias, né? Ci sono appunto anche molte storie di Guarani che si mescolarono con altri gruppi, con altre etnie. Ma Aldeia, onde você agora mora, Aldeia da sua famiglia, aonde fica? Da minha família mesmo? Sì, onde você mora, onde fica a sua aldeia? A aldeia dos parentes de você. Bom, agora do meu grupo, né, da minha família, minha aldeia é no litoral de São Paulo, né, perto di Peruíbe. Mi ho chiesto dove risiedono loro, i suoi parenti, la sua famiglia, ed è nell'area di San Paolo, nel litorale di San Paolo, in una zona che si chiama Peruíbe. Então, o meu pai mora mais pro sul, que é Santa Catarina, perto di Florianópolis, né? Lui, suo padre, vive di più in una zona più a sud, che è nello stato di Santa Caterina, nel sud del Brasile, a Florianópolis, è un'isola. Então, do meu grupo, da minha família mesmo, tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro. Quindi nel suo gruppo c'è Santa Catarina, Rio Grande do Sul, San Paolo e anche Rio de Janeiro, del gruppo dei suoi parenti. E ali cada estado do Brasil tem muito Guarani. Quindi ogni stato del Brasile ha molti Guarani. Agora a situação na aldeia de vocês, do pai de você, como é? Porque seu pai é muito ancião e a sua mãe? A minha mãe já foi há quanto anos de idade? Com 105 anos, ela foi o ano passado, né? Foi o ano passado. La mamma di lui è morta un anno fa a 105 anni, suo padre ne ha 111 e a situação na aldeia onde ele mora, como é? Agradável, sostenível ou difícil? É um pouco difícil também, mas só que a aldeia, ela tá tipo segura, né? Então tem acesso bom, tranquilo. Hoje, como está acontecendo em todo o mundo, né? Sobre pandemia, e muitas coisas não sofrem de alimentação, então a mata è bem pouco oggi. Ok. Gli ho chiesto com'è la situazione nella aldeia dove vive il padre a Santa Caterina e ha detto che come situazione a livello di sicurezza è un posto sicuro, ma stanno vivendo una situazione difficile
perché da quando è iniziata questa pandemia sta mancando tutta la parte legata all'alimentazione, perché lì di foresta non c'è molto. Que a aldeia é bem pequena também. L'aldea del padre è piccolina, Então não tem como fazer muita. Tem caça, mas não. A gente preserva para isso. Né? cioè sì, potrebbero anche cacciare, però non vogliono preservare, no, gli animali, quindi Claro que eles têm plantações, mas não muitas plantações para poder se alimentar do próprio. quindi ci sono piantagioni, stanno piantando, hanno piantato, ma non è molta cosa, quindi il raccolto non è sufficiente ad alimentare tutte le persone di quell'aldea. Di spavento. Vieni qua, dai, andiamo. Então é isso. Quindi la situazione è questa. Anche lui vive in un'aldeia. L'aldeia è un villaggio. Comunidade só o Guarani. In un'aldeia di soli guarani. Então, eu moro na aldeia, mas na minha aldeia são 45 famílias, né, com 80 pessoas. Nella sua aldea ci sono 45 famiglie per un totale di 80 persone. Non è molto grande. Ali no litoral tem muitas aldeias, né, que tem 300 pessoas. Né, então, Nel litorale ci sono molte altre aldee che sono composte da 300 e più persone. então é isso que a gente. Para se manter essa cultura, essas alimentações, nós temos que sobreviver e interagir com outras pessoas também, né, de fora, para poder estar sempre mantendo. Quindi per poter mantenere le loro aldee, piantare, raccogliere, eccetera, hanno bisogno di mantenere relazioni con tante altre persone, no? Perché il tutto possa essere sostenibile. E você trabalha na aldeia ou de fora da aldeia? Não, eu trabalho na aldeia, trabalho na aldeia. Lui lavora nell'aldeia. Como professor. Lui lavora come professore dell'aldeia. A minha área também já trabalhei 15 anos com isso, então minha profissão é essa aí. E fora da sala de aula, como eu faço um trabalho diferente, né? E fazendo os trabalhos cerimoniais, então, esse é um sustento que eu posso buscar para dentro da aldeia. Quindi lui dice che all'interno dell'aldeia lavora come professore, all'esterno dell'aldeia il suo lavoro è quello di fare cerimonie, di aiutare, e in questo senso attraverso le cerimonie i contributi che lui riceve vengono investiti in tutte le opere di sopravvivenza dell'aldeia. Quindi è questo in buona sostanza.